L'aggiornamento di oggi lo facciamo nella metà pomeriggio, poi il resto questa sera in diretta su Rete Veneta se dovessero esserci ulteriori novità. Allora, questa mattina, proprio per dare evidenza di come stiamo gestendo la parte di formazione e soprattutto per quanto riguarda le scuole, sono stata dai salesiani, i salesiani dell'Istituto San Marco, perché oggi avevano 700 ragazzi in classe, certo non una classe digitale, ma perché abbiamo voluto riconoscere la formazione a distanza. L'altro ieri l'aveva fatto l'Istituto di Asiago. Questa è una modalità che può servire alle nostre scuole e ai nostri ragazzi per non perdere giorni importanti per la loro formazione. E allora oggi i salesiani erano tutti a scuola insieme alla DF, ma gli altri istituti, ENAIP lo farà domani e gli altri istituti e scuole della formazione professionale si stanno attrezzando. Stiamo lavorando anche perché le scuole facciano questo. Noi ci auguriamo che lunedì prossimo si possa rientrare in una classe normale, ma in ogni caso noi dobbiamo lavorare con la formazione a distanza. Ora vedremo il sindacato per fare la ricognizione che ci serve, perché il decreto legge che è stato approvato e pubblicato in Gazzetta ha alcune limitazioni per quanto ci riguarda e per quanto riguarda il Veneto. La prima è che molte misure di sospensione dei termini per i pagamenti riguardano solo la zona rossa, quindi per il Veneto solo Vo e Euganeo, ma ovviamente l'impatto è stato molto maggiore, e poi solo di pochi giorni, si sospende circa un mese il pagamento, ma il mancato guadagno pesa nella possibilità delle nostre imprese, dei nostri studi di pagare. Non ci sono misure per i lavoratori autonomi fuori dalla zona rossa, invece questo il tavolo delle parti sociali l'aveva richiesto, e poi abbiamo una cassa integrazione in deroga e dobbiamo vedere quali settori che non sono coperti da ammortizzatori ordinari devono essere di nostro interesse. Venerdì mattina avremo l'incontro con il turismo, con il collega Caner, oggi il sindacato, giovedì il resto di alcuni settori molto delicati, e penso soprattutto a quello del commercio, dei servizi e di quelli che tradizionalmente non sono mai stati attenzionati dagli ammortizzatori in deroga, ovvero pensate a tutta la parte dello spettacolo, della parte culturale e della formazione professionale. E quindi oggi in una Venezia, ieri vi ho portato a vedere che cosa era accaduto a Roma sul treno deserto, questa è la nostra Venezia. Non ci sono gondolieri che cantano, non ci sono traghetti che si muovono, e purtroppo c'è veramente poca gente ai bar, poca gente, ma a noi Venezia piace piena di turisti, quindi tornate, questa è una città sicurissima.